Salea è la più piccola frazione del comune di Albenga. Verso Ferragosto vi si svolge Sagralea, l'annuale rassegna del Pigato e degli altri vini di qualità della Riviera Ligure di Ponente. Il territorio saleasco si presta alla viticoltura perché è molto soleggiato in ogni stagione dell'anno. Per tale motivo, gli agricoltori del luogo un tempo avevano una marcata abbronzatura perenne, tanto che gli abitanti degli altri paesi scherzosamente li chiamavano strinai, bruciacchiati. Il borgo si differenzia da tutti gli altri centri della zona perché dai suoi tetti non spunta nessun campanile, una situazione che in passato creava qualche disagio. Infatti, nella prima metà del Novecento, l'allora parroco Don Enrico Belmonte nelle sue memorie scriveva: «La parrocchia di Salea, sito al solatio con incantevole panorama, meta nell'estate di molti turisti, luogo però solitario a riguardo della chiesa, posta al di sopra di tutto l'abitato e da cui si accede per ripida salita». In effetti la chiesa, dedicata a San Giacomo Maggiore, è posta su un rilievo in disparte rispetto al paese, una situazione che in Don Belmonte generava un'impressione sconfortante per la solitaria canonica e l'isolata parrocchiale. Sul sagrato della chiesa ci sono 3 cipressi spettacolari, i più grandi della piana di Albenga. E mentre su di loro una cicala canta, un'affannata formica cerca provviste per l'inverno. Il sole si fa sentire e anche la cicala si sposta all'ombra. A metà strada tra il centro abitato e la chiesa c'è l'oratorio dei Santi Giacomo e Filippo, l'edificio religioso più antico di Salea. Fu la prima chiesa del paese, che venne riconvertita in oratorio quando si edificò la nuova chiesa parrocchiale. Posto lungo la mulattiera che dalla piana saliva in Valbormida, fungeva anche da riparo per i viandanti. Inoltre, la sua posizione tra le antiche borgate di costa a ponente e Cadecampo a levante era un importante punto d'incontro per la gente del luogo. Anche davanti all'oratorio c'è un cipresso secolare. Oggi con Ezio e Andrea vedremo alcune testimonianze dell'importanza che l'oratorio ebbe nei secoli per la comunità saleasca. Come si entra spicca subito l'altare, insolitamente ricco per un oratorio, con un bel dipinto di scuola barocca genovese, certamente bisognoso di restauro, che raffigura la Madonna con Gesù Bambino e i Santi Giacomo e Filippo. Sulla sinistra c'è un magnifico crocifisso ligneo, opera dei maestri intagliatori delle valli dolomitiche. Dagli armadi riemergono gli antichi paramenti della confraternita, che venivano utilizzati nella Settimana Santa, ed è Andrea a parlarcene. Questa qua è la cappa del Barabba, dove ci sono tutti i segni della passione di Cristo, e veniva usata sia davanti che dietro. Veniva usata nelle celebrazioni della passione di Gesù, perché su in parrocchia c'era un teatro dei cartelami. Ci sono tutte le bruciature ancora di un tempo, perché sicuramente portavano con loro la candela o il cero o quant'altro, però questa qua è una cappa storica proprio del Venerdì Santo. L'altra cappa storica è questa qua, della confraternita. Anche questa qua deve essere 7-800esca, perché i bottoni sono ancora tutti originali,
E questa qua rappresenta la cappa dei battuti. Cos'erano i battuti? I confratelli si flagellavano e troviamo tutto il sangue. Se vedi dietro sono tutti schizzi di sangue. Questa cappa qua veniva anche usata, vedi, veniva anche usata appunto per il venerdì santo, la mettevano i confratelli. Questa qua è un'altra cosa molto antica e molto particolare. L'affresco che è sopra la porta d'ingresso è datato 1547. Anche lui è bisognoso di manutenzione, ma prima bisogna fare un intervento strutturale per rimediare ai danni fatti dal terremoto del 1887. Un particolare curioso è sulle colonne laterali, dove si avvinghiano dei tralci con bellissimi grappoli d'uva. Nella patria del Pigato incuriosisce la presenza di uva rossa. Che si tratti di un antico vitigno di cui si è persa memoria? Nel 2022 è stata fatta una scoperta straordinaria che ha portato alla luce uno degli affreschi più interessanti della Liguria occidentale. Il tema è quello della crocifissione ed è un vero peccato che manchi proprio la parte superiore, che certamente era di grande impatto perché arrivando sino alla volta si proiettava sui fedeli in modo davvero impressionante. La scena, ricca di personaggi ben definiti, è giunta fino a noi nella sua colorazione originale. Guardando con attenzione il dipinto si notano le incisioni che il maestro fece sul cemento fresco per definire le proporzioni della scena. Sull'autore del dipinto si sono fatte varie ipotesi, ma al momento non vi è alcuna certezza. Durante la lavorazione sull'affresco principale è stata accertata la presenza di altri dipinti, ancora in gran parte da scoprire, ma che certamente in futuro regaleranno nuove emozioni. In particolare è ben visibile la cavalcata dei vizi, che potrebbe far pensare ad un'opera dei fratelli Matteo e Tommaso Biazacci. Per vedere l'affresco dell'oratorio, leggete le informazioni nella descrizione del video. E quando verrete a Salea, non perdete l'occasione di visitare le cantine, dove oltre al tradizionale Pigato troverete anche altri fantastici vini della zona.